è una terra di ville venete che si sviluppano lungo il Terraglio. Il Terraglio è una strada napoleonica, sì, ma una volta il Terraglio era un canale che i veneziani usavano per venire in vacanza nell'entroterra. Ed è lungo questa via che si sviluppa il turismo slow e le sue osterie e trattorie. Buongiorno Sindaco. Ciao Ida, benvenuta. Grazie. Preganziol, città delle ville venete. Sì, ville venete con una grande storia che si trovano lungo questo percorso. Sì, questo percorso, il percorso che caratterizza il nostro territorio è il Terraglio, la statale napoleonica che ha una grande storia. Croce delizia del nostro territorio perché lo divide in due, di fatto creando una difficoltà nell'individuare il vero centro di Preganziol, ma dall'altra parte creando questa via di collegamento fra Treviso e Venezia che fa del nostro territorio ovvero un baricentro di questa zona. Abbiamo detto ville venete come quelle che abbiamo qui proprio di fronte a pochi passi. Sì, qui abbiamo Villa Franchetti, poi Villa Taverna, Villa Colombina, sono davvero tante queste storiche dimore dei veneziani. È proprio lungo la strada del Terraglio, perché così viene chiamata il Terraglio. Ma perché? Terraglio sarebbe terraleum, la sua origine, ovvero terrapieno, nel senso che il vecchio canale era stato scavato portando tutta la terra poi su uno dei lati. Il lato veniva abbattuto dai viandanti che di fatto hanno poi creato questa strada parallela al canale. Tanti personaggi hanno caratterizzato la storia di questo territorio e ne parliamo con Francesca Gallo, la nostra storica. Buongiorno Francesca. Buongiorno. Il primo punto di riferimento che darei su questa ciclabile è appena passato il boschetto c'è via Aglaia Nasillide e in tanti chiedono ma che nome strano, ma come mai si chiama così la via? Aglaia Nasillide è stata all'epoca Angela Veronese, nasce a Caonada di Montebelluna, poi va a servizio della famiglia Zenobio e a Venezia comincia a entrare nei circoli culturali e diventa poi una poetessa. E da qui ci colleghiamo con la chiesetta che adesso ti porto a vedere, dove è sepolta Isabella Teotocchi Albrizzi, con la quale Aglaia Nasillide aveva una relazione letteraria molto importante. Allora via con la nostra prima tappa. Ecco Ida, ti dicevo, qui è sepolta Isabella Teotocchi Albrizzi, che nasce a Corfù nella seconda metà del Settecento, sposa poi un veneziano, Marin, e comincia a frequentare Venezia. Lì crea un cenacolo culturale molto importante, letterario molto importante. In seconde nozze sposa Albrizzi e viene a vivere nella villa qua di fianco. E quindi poi a prima metà dell'Ottocento, quindi nell'836 quando muore, viene sepolta qua. In questi anni che lei ha vissuto tra Venezia, poi Gardigiano e poi Preganziol, sono passati tantissimi artisti qua, da Foscolo a Byron e Pindemonte, con cui lei appunto ha lasciato dei segni importanti a livello letterario e non ultima la sua presenza qua. Francesca, è quasi mezzogiorno, noi dobbiamo far tappa per mangiare e ci fermiamo da Ombre Rosse. Ma cosa sarà mai un'ombra? Andiamo a vedere. Eccoci arrivati all'osteria Ombre Rosse, sì, ma che cos'è un'ombra in questa zona? Dovete sapere che i viandanti, i mercanti che si fermavano in questa zona oppure a Venezia si riposavano all'ombra del campanile di San Marco e chiedevano un bicchiere di vino. Ecco, da lì arriva il nome ombra, che vuol dire piccolo bicchiere di vino all'ombra del campanile. E dentro ci aspetta Claudio, il nostro oste. È
Ed eccolo Claudio. Buongiorno. Il nostro Buongiorno. oste qua su Traversa de Curame. Cosa vuol dire avere una traversa? Vuol dire appartenere a una loggia di enotecari che avevano fatto una fondazione che si chiamava Enoiteche. Cosa vuol dire essere un appassionato di vino? Vuol dire assaggiare vini in continuazione, aggiornarsi, visitare cantine, proporli. Certo, perché quella del vino è una vera e propria cultura. Sì, è proprio una vera e propria cultura. Girare l'Europa anche perché... Claudio, mi hanno detto che tu sei detentore di una cantina formidabile, ma non mi porti a vedere? Sì, ho più di 1000 etichette di vini di nazionalità e di regioni diverse. Ma Stefano, Buongiorno Ida. carissimo, sei qua anche tu in cantina, ma sei un intenditore di vino? Più che altro mi piace bere buoni vini e qui da Ombre Rosse si cade sempre sul sicuro, perché Claudio ha una cantina con un numero di etichette impressionante. Il Fosco di Meani Riserva è un vino molto molto raro e fatto con produzioni bassissime, 900 bottiglie all'anno. Come si Sono fa? pochissime. Come si fa a capire che è un buon vino? Bisogna girare, cominciare a bere, sentire il profumo del vino. Assolutamente, perché il vino qui viene accompagnato a dei buoni piatti che noi adesso andiamo subito a vedere di sopra. Eccomi qua. Allora, un tramezzino che facciamo noi con le acciughe purtroppo del Cantabrico, che sono le più buone del mondo. Però questi fagioli hanno radicchio e briganzioli. Buono Stefano. Ida, è buonissimo e adesso ti porto a vedere il territorio da cui questi prodotti, questo radicchio e questi fagioli arrivano. Il nostro viaggio continua e torniamo nella ciclabile del Terraglio Slò, dove ritrovo naturalmente il nostro sindaco. Siamo proprio in uno dei posti caratteristici rispetto alle particolarità che vedevamo prima, quindi ville, terraglio, percorsi ciclabili. Qui sbuca appunto uno dei tratti di nuova realizzazione del Terraglio Slò e ci troviamo al ristorante La Magnolia. È attivo dal 1969, quindi sono oltre 50 anni che questa attività è stata avviata e proprio questa longevità ha portato la Regione Veneto a dare il riconoscimento a questa attività come locale storico veneto. E qui si può mangiare solo ed esclusivamente pesce. Meraviglia, sindaco. Un pesce questo importante, il rombo. Sì, importante perché è un pescato del giorno, pesce fresco, abbiamo detto di carne bianca, vero Luca? Assolutamente sì. Questo è il nostro cavallo da battaglia che abbiamo, il rombo al forno con le patatine. La ricetta per i nostri telespettatori. Beh, allora prendiamo un bel rombo da 1,5 kg, lo puliamo, lo mettiamo in una teglia, lo condiamo, sale e olio, un po' di prezzemolo, noi ci mettiamo anche un po' d'aglio, non tanto, un pochino gli dà un po' di profumo. Poi ci mettiamo le patatine, pomodorini e olive, un altro po' di sale e anche un po' d'aglio anche nelle patatine col prezzemolo e lo inforniamo a 165 gradi per 25 minuti. Anche questo è un lavoro importante per far assaporare un pesce così. Assolutamente sì. Bisogna avere una certa manualità, ma dopo averlo fatto qualche volta, insomma, si riesce a farlo abbastanza. Si spina bene. Paolo, è buonissimo. E vorrei dire, è così salato che si sente tutto il sapore del mare. Fai il carico delle energie, Ida, perché adesso ci aspetta un altro bel giro nel percorso ciclo naturalistico del Sambuco. Stefano, eccoci arrivati nel percorso ciclo naturalistico il Sambuco. Sì, Ida, siamo in una delle zone più belle della campagna trevigiana, della Bassa Trevigiana, e questo percorso ciclopedonale consente di attraversare il nostro territorio rurale, di ammirarne la flora, la fauna e di ammirare ancora le campagne così come erano tenute e mantenute, come sono state mantenute negli anni e come lo erano storicamente. Le nostre siepi campestri, i nostri
alberi, i nostri fiori in primavera, ma Certo. adesso anche i bellissimi colori dell'autunno e dell'inverno. Percorso il Sambuco, ma che cos'è? Il sambuco è una delle piante tipiche di questo territorio, di queste nostre campagne che possiamo vedere poi. Un percorso lungo quanto? È un percorso lungo 13 km partendo dal centro di Preganziol, di cui una parte ad anello attorno alle nostre campagne. Un percorso che ha anche una sua storia che noi andiamo ad ascoltare. Francesca, qualcosa di storico importante c'è da dire qua, le nostre tradizioni. Sì, perché abbiamo parlato di ville, abbiamo parlato di territorio, ma in realtà il territorio di Preganziol era prevalentemente contadino. Era un mondo rurale, legato sì alle ville, perché erano i signori del paese che erano proprietari delle terre, delle case, delle persone, e queste persone, questi contadini, sono quelli che hanno salvato questo territorio e che l'hanno reso per certi versi identitario in questo paese. Certo, e anche sapiente, come sapiente sono rimaste nel tempo le mani dei contadini che lavorano ancora al giorno d'oggi i prodotti e che li propongono al vasto pubblico, dove noi adesso andiamo. Ci troviamo nella frazione di Saint-Bugay e fin dalla notte dei tempi qui c'era l'usanza di far benedire le case. Sì, perché in questa via, in questo piccolo quartiere, di famiglie ce n'erano solo 3. Buongiorno Maurizio. Grazie. E voi eravate proprio una di famiglia delle queste 3 colonie, Favretto e Micheletto. Noi abbiamo dato il nome dell'azienda agrituristica Le Colonie. Cosa sia questo? Una roba grande così. Questo è un insaccato, è un prosciutto crudo che viene ricavato dalla coscia del maiale, la coscia viene disossata e viene insaccata. Quindi questo è un prosciutto crudo fatto da voi? Esatto, e tutti gli insaccati che noi facciamo, li facciamo naturali, senza conservanti e nitrati, come un tempo, come i contadini. Qui abbiamo una soppressa, sempre fatta a sale e pepe con aromi e spezie e nient'altro. Sì, i formaggi? Questo è un formaggio, poi abbiamo il pane fatto in casa, la nostra farina che la facciamo un po' tostare prima, lì abbiamo il prodotto trasformato, quelle sono polentine con ali di guanciale. Questo è il musetto in crosta che all'interno si trova del radicchio, che adesso è nella stagionalità, accompagnato al nostro radicchio fatto da noi con cuore, piantato da noi, messo sott'olio e marinato all'aceto. Da noi. Questa è la parola cardine che io sento che tu dici da noi perché? Perché oltre alla sapienza e all'esperienza, signori, qui si capisce che c'è anche il cuore. Lasciamo Preganziol, anzi, lascia a voi la scoperta di questo itinerario tra territorio, ville venete ed enogastronomia. E grazie, gentili telespettatori, di essere sempre in nostra compagnia. Io vi do appuntamento la prossima settimana con il nuovo viaggio di itinerari. Amare la pace e la buona volontà. Questo è lo spirito vero del Natale. Mai cosa è stata tanto vera a Vico d'Arzere, dove il Natale è amore in azione, dove il Natale viene ricordato suonando la zampogna. Ma che strumento è la zampogna? E cosa ricorda questo suono così strano? Un suono che si perde nella notte dei tempi, vero? Ma si perde nella notte dei tempi perché comunque fa parte della tradizione. Nel presepe infatti sono i pastori che annunciano la nascita di Gesù bambino e la zampogna è lo strumento che usavano appunto i pastori. Cosa ne dite se portiamo questo suono quasi magico nelle vie di Vico d'Arzere, dove ci aspettano i nostri mercatini? Salite sul trenino con noi? Certo. Andiamo, portiamo Volentieri. questa novità tra le bancarelle del centro di Vico d'Arzere. Andiamo.
siamo pronti per salire sul trenino Puffetto. Ci aspetta il nostro sindaco. Sindaco, buongiorno, mi sembra di essere tornata piccola e salire sul trenino Puffetto in questo giro meraviglioso tra i mercatini di Vigo d'Arzere, mercatini di Natale, ma che sono veramente importanti e grandi, Sindaco. Sì, è molto carino, però la magia del Natale è diventare proprio bambini e essere piccoli e fare il giro. Credo che sia la magia del Natale anche per persone adulte, diventare ancora bambini è la cosa meravigliosa. Dovrebbe essere per tutto l'anno, ma Natale è speciale. Natale meraviglioso quest'anno a Vigo d'Arzere, un calendario ricco di appuntamenti. Credo proprio di sì, per grandi e anche piccini, i zamponiari per i bambini e anche per i grandi, il trenino dove siamo sopra per vedere i nostri mercatini, gli Welfi, la casetta del Babbo Natale per mettere la letterina per avere i regali a Natale, speriamo. L'ho fatta anch'io la letterina. Io prima. Ce l'ho pronta, Te l'ho portata qua apposta. Io l'ho già imbucata. Io la imbucherò dopo. Non ho chiesto niente per me, ho chiesto per i miei concittadini. Sindaco, i mercatini di Natale è un'occasione straordinaria per poter fare degli acquisti oltre ai negozi di Vigo d'Arzere. Una grande famiglia. Certamente sì, noi diamo un po' la precedenza ai negozi di vicinato, ma i banchetti proprio in questa occasione servono per fare acquisti e per regali di Natale. E poi si dice che quando ce n'è per tutti, quando non ce n'è per nessuno. È chiaro che anche questi mercatini portano a un indotto anche per i negozianti. Certamente sì, sono la cosa principale, portare un indotto per i negozianti, anche per loro. Abbiamo tanti espositori, a parte i regalini, però abbiamo artigiani che lavorano a mano, insomma sono bellissime le cose che loro producono, perché oltre agli acquisti ci si trova in piazza, ci si trova per le vie, perché come vedi tutta via Roma è stracolma di banchetti e per noi è una soddisfazione enorme, più che altro vedere con cittadini anche da fuori che si parlano nella magia del Natale. La socialità, ma tu l'hai già preso il vin brûlé, il cioccolato? Sì, perché ci sono anche i banchetti che offrono questo, il panettone, il vin brûlé, i biscotti, il cioccolato. Io direi fermiamoci subito alla prima tappa, scendiamo, andiamo a vedere cosa troviamo. Cristina, cosa dici? Prima di partire per il nostro tour di mercatini, cosa dici che se ci scaldiamo qui al tendone degli Alpini ci offrono il vin brûlé, i biscotti e la cioccolata? Andiamo allora. Eccoci qua, ci rinfocilliamo. Buono. Cristina, l'importanza di poter offrire un servizio gentile alle persone che arrivano e l'importanza anche delle associazioni qui a Vigo d'Arzere. Cosa fondamentale, l'accoglienza delle associazioni, la presenza loro sul territorio e tutto quello che fanno a partire da un semplice gesto di Natale per far più calore tra la gente e anche tra di noi. Il vin brûlé è una tradizione che non può mancare, specialmente a Natale e in inverno. Ma come si fa il vin brûlé? Allora, il vin brûlé, prima cosa, ci vuole il vino buono. Il vino deve essere buono. Buono. E poi? Mele, arance, cannella Il chiodo di garofano, alcuni. Chiodi di garofano. Chiodi di garofano. E zucchero. E molto zucchero, viene fuori una bomba. Elfo, mi porti da Babbo Natale che devo imbucare la letterina? Andiamo. Assolutamente. Via, via. Via, 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 via. Cristina, eccola, sono pronta. E questa è la casetta di Babbo Natale? Eccolo qua Babbo Natale, sta parlando con i bambini, là c'è il... Hai già pronta la letterina? Ecco qua, sì, perché qui Babbo Natale riceve le letterine di tutti i bambini. Di tutti i bambini per Natale, tutti i loro desideri. Ma siamo in fila, mettiti in fila, perché siamo in tanti, Per Babbo Natale di Vigo d'Arzere. Grazie, ma grazie. Christmas is here. La Proloco è un'altra associazione importantissima per Vigo d'Arzere, Cristina. Diciamo la più importante perché è il braccio destro dell'amministrazione. Siamo qua oggi, loro hanno organizzato tutta questa manifestazione e tante altre e diciamo che la persona più autorevole per parlare in questo momento è sicuramente Eligio Facchin. Eligio, quanto tempo fa siete partiti per programmare questo Natale? Allora, per programmare
per programmare tutte le attività della Proloco si parte dal 1° di gennaio fino al 31 dicembre. Le attività della Proloco si esplicano nel corso, nell'arco di tutto l'anno, per cui abbiamo le attività del periodo natalizio, poi c'è la Befana, poi c'è il Carnevale, c'è la festa del San Martino e arriviamo poi al Natale successivo con il mercatino e il concerto di Natale. Non può mancare sicuramente la banda musicale di Vigo d'Arzere, sempre presente a queste feste per allietare anche i nostri acquisti. La banda musicale di Vigo d'Arzere è richiesta sempre quando facciamo manifestazioni, proprio per allietare quello che è il momento, la convivialità, e adesso l'ascolteremo con una bella musica natalizia che è Jingle Bell. Dei mercatini di Natale si sposa al giallo della protezione civile, anche in questo caso. Assolutamente sì. I mercatini di Natale sono un elemento di rilevante impatto locale e quindi la protezione civile è a supporto della polizia locale e ha le informazioni per la popolazione. Quindi noi siamo a disposizione dell'evento per questo tipo di attività. Partiamo con il nostro tour dei mercatini di Vigo d'Arzere. Adesso daremo anche qualche numero. Ci fermiamo su una delle tante bancarelle perché veramente si possono trovare delle occasioni incredibili. Ad esempio qui abbiamo dei simpatici portacandele, dei lavori fatti a mano a soli 3 euro, però sono dei pensierini veramente belli per Natale. Candele con i vasetti, palline di Natale, tutti lavori fatti artigianalmente a mano, ma soprattutto con il prezzo. Sì, sono tutti lavoretti fatti a mano, vedi anche gli angioletti, sì, fatti con i tappi di sughero. Fatte con la corda, guarda che belle queste palline. È una delle tante bancarelle che sono intervenute oggi qui ai mercatini di Natale. Sì, perché i mercatini di Natale sono delle vere e proprie opportunità. Ma continuiamo di qua, Cristina. Questi sono dei bei lavori fatti con il legno. Ad esempio questo è uno schiaccianoci. Schiaccianoci, metti la noce qua e vai. E via. E questo poi? per il sale e il pepe. Delle renne e dopo di intarsi. Quanto tempo ci metti per fare un lavoretto di questi? Questo un paio di giorni, 3, di intarsi molto di più. E chi non se la ricorda la bambola di pezza di una volta? Questa è fatta di lana, lavori fatti a mano da parte delle mamme del nido, l'unico nido che qui abbiamo a Vigo d'Arzere. Lavori bellissimi, eccoli qua. I prodotti, Cristina, in offerta sono veramente tanti. Partiamo dai lavoretti fatti a mano, prodotti agroalimentari, artigianato di alta qualità e molto altro ancora. Le vie di Vigo d'Arzere sono effettivamente piene di bancarelle, ma quante sono? Sono 75 bancarelle che si dislocano lungo via Roma, dalla rotonda della Serenissima fino a dopo il monumento che c'è dall'altra parte. Quindi tante le richieste di bancarelle che vogliono venire a proporre i loro prodotti qui. Anche perché chiudiamo un lungo tratto di strada e quasi ogni anno lo riempiamo quasi tutto. E c'è tanta richiesta e anche questo evento è da tantissimo tempo che esiste, quindi insomma ha anche consolidato l'evenienza annuale. Abbiamo anche una bancarella su una casetta di qua che è la rappresentazione di un'azienda agricola qui del territorio. Infatti vediamo il trattore. Beh, andiamo a vedere. Vedremo tutti i prodotti tipici del territorio. Andiamo a vedere i nostri prodotti qui, casalinghi. E qua, tanto per farvi venire l'acquolina in bocca, si vendono i prodotti stagionali del territorio. E partiamo da questi radicchio. No, ve lo voglio far vedere. Guardate cosa c'è qua in inverno. Questo è il radicchio di Vigo d'Arzere. E poi cavoletti, porri, finocchi. Eccolo qua, il finocchio. Questo è il vero finocchio. È vero? Sì. E poi naturalmente appeso le robe del mascio, che saria? Esatto.
salami e cotechini. E cotechini, la zucca e poi parlando naturalmente la patata americana, che vuol dire la patata dolce, e non poteva sicuramente mancare il sayado fresco. Eccolo qua. È il sayado fresco, giusto perché è indescrivibile la qualità e la quantità dei lavori presentati qui a questo mercatino di Natale, ma anche i commercianti non sono a meno, con una grande novità. I commercianti quest'anno hanno deciso di fare un bellissimo regalo di Natale per il concorso dei presepi alla cittadinanza di Vigo d'Arzere. Quindi cosa hanno fatto? Hanno messo in palio dei buoni sconto da usufruire da parte dei vincitori del presepe presso le loro attività. Per esempio ci sono delle pizzerie che hanno messo dei buoni sconto pizza, bibita e caffè, oppure il barbiere ha messo in palio il taglio più lo shampoo. La toilettatura ha messo un buono sconto per il bagnetto del cane, oppure c'è anche l'estetica che ha messo dei trattamenti corpo o viso in palio come omaggio alle persone. Comunque Cristina, ai negozi daremo ampio spazio nella prossima puntata di Itinerari. Prima che parta il trenino, Cristina, vogliamo fare gli auguri a tutti i nostri telespettatori e invitarli qua per tutti i negozi che li aspettano naturalmente. Facciamo gli auguri ai nostri telespettatori da casa, da tutta Vigo d'Arzere. Tanti auguri, vi aspettiamo, buon Natale!